Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Marietto Veneziano. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Ildegard, il canale del vostro Marietto Veneziano. Se è la prima volta che sei qui nel canale, e ti ricordo che ci sono più di 1200 pillole live splash del vostro Marietto Veneziano, su cui si parla di radionica, radiostesia, magia, esoterismo, energie varie. Bene, iniziamo a parlare un po' oggi del discorso che chi comanda l'eterico comanda il mondo. Lo ripeto bene per chi non è la prima volta che mi segue, che chi comanda l'eterico comanda il mondo. Questo mondo, questa palla blu, questa biglia blu lanciata nell'universo, nel cosmo, è comandata dalle forze eteriche e quello che noi vediamo nella realtà è poi il frutto di questi lavori che c'è nella strada. Quindi noi nel nostro piccolo, nella nostra famiglia, che ci crediate o no, via karmicamente, via etericamente, ci siamo fusi, creati, rinati, morti, insomma, via dicendo, no? Negli ultimi 1700 anni, cioè praticamente 400-500 anni dopo il concilio di Nicea, il mondo che noi conosciamo, quello occidentale, è sempre stato guidato in modo eterico da una chiesa di Stato che si chiamava il, ehm, i cattolici romani, la sacra, non la sacra Sindone, perché mi viene in mente questa cosa qua. Però insomma, Roma ha sempre in un modo o in un altro comandato l'Occidente, parlando di spiritualità, e la spiritualità non è altro che il mondo eterico. Oggi siamo arrivati a un punto che dal mondo eterico si vuole entrare via per altre vie, non per la parola, ma per i vaccini, perché questi vaccini che avete visto sono stati inoculati a tantissime persone e questi vaccini contengono delle sostanze, visto che sono vaccini sperimentali, che collegati ad alcune onde elettromagnetiche possono influenzare, come faceva il Sacro Romano Impero, come ha fatto per 1700 anni, solo che loro usavano le parole e convincevano le persone nella mente, questo nuovo sistema porterà sicuramente a un nuovo tipo di schiavitù che ancora non possiamo conoscere. E in questo periodo storico abbiamo anche un'altra variante che sembrerebbe nostra nemica, ma che fondamentalmente, dal mio punto di vista, ci darà una mano. E questo è il popolo russo, perché i russi in questo momento si sono accorti che le conoscenze non esoteriche, ma le conoscenze scientifiche degli Stati Uniti o di alcune frange degli Stati Uniti è troppo esagerata e porterebbe il mondo in una direzione che effettivamente saremmo praticamente delle amebe, cioè non che alcune persone non lo siano già, non che alcune persone siano ancora animicamente immature, ma diciamo che i piloti o la cloche di comando sarebbe in mano non più a uno Stato o a una classe dirigente che si chiamava Chiesa di Stato e quindi i cattolici romani, no? Però sarebbero derubati oppure sarebbero scippati dalla loro leadership spirituale, almeno nel mondo occidentale. E quindi ci troveremo in un mondo di zombie viventi. Quindi la Russia in questo momento sta in un modo particolare che tutti vedono nei telegiornali, nei talk show, sta spostando ancora sulla Terra questa guerra, se no il futuro ci aspetta una vita come Matrix. Chi ha visto Matrix capirà cosa intendo. Quindi non è che il Marietto veneziano parteggia per la Russia perché fondamentalmente ci porterà nel Medioevo, ma in grandi linee capisce che la situazione, se fosse stata portata avanti da alcune frange, non dagli Stati Uniti interi, perché molti statunitensi, molti americani sono brave e ottime persone, ma c'è un nucleo duro che possono essere definiti neocon, ashkenaziti, che lavora dietro le quinte per, diciamo, entrare o subentrare al vecchio impero romano, impero romano cattolico chiaramente. Io parlo del dopo impero romano fisico, quando si è trasferito
in modo saturniano e ha costruito una religione che oggi si chiama cattolicesimo. Quindi c'è questa guerra in atto, sia che questo papato, questa industria della religione occidentale in mano a questi saturniani vogliono ancora tenere, sia queste nuove tecnologie che un manipolo di persone che in questo momento operano e comandano dagli Stati Uniti. Insomma, c'è una guerra fra di loro e c'è anche una guerra fisica, no, fra l'Europa e la Russia. Quindi sembra quasi che tutti contro tutti, no? Ne uscirà vincitrice sicuramente per un corto periodo gli Stati Uniti, ma poi la Russia chiaramente ci salverà, anche con le bombe, ma ci salverà, perché sennò noi diventeremo dei robot. E poi noi non ci saremo più, ma in futuro la Cina ci porterà nella preistoria. Quindi, cari amici, il mondo lo comanda chi comanda l'eterico e il vostro maledetto vi consiglia di proteggervi col sesto sigillo di Marte, perché in questo periodo è un mezzo ottimo per tenere lontano tutte queste insidie. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.